Il primo pallone che verrà messo in gioco da Aiden Zingel. Si parte, siamo dentro. Rana Verona contro Itas Trentino. Subito il primo attacco in primo tempo di Barta. 21 i muri di Keita, come ci ricorda la regia, così come sono anche 21 gli ace, i numeri di Keita. Intanto il primo tempo da parte di Cortesi, lungo di punti, forse anche un leggero rilassamento per Trento, vedendo vicina, molto vicino alla meta, molto distante Verona. Ora manca solamente un punto, vede molto da vicino questo primo set. Zingel con il suo servizio in flot, il palleggio di dietro di Sbertoli, attacco da parte di Gabi Garcia, la difesa di Keita, l'attacco però poi in pipe da parte di Lavia. Chiude il primo set di Itas Trentino 25-16, si cambia campo. 57% in attacco per Lavia, che dà lo start a questo secondo set. Subito un muro da parte di Sbertoli, però la palla finisce out, dunque il primo punto è qualcosa di buono, così come è avvenuto negli ultimi scambi, nonostante le buone ricezioni da parte di Trento. Anche qua Micheletto, bene ricezione, attacco di Micheletto, fantastico. Forte su Lavia che la gestisce bene in pipe. Micheletto con il tocco morbido, Keita che salva il pallone, lo mette là Mosic, free ball per Trento. Sbertoli all'indietro verso il muro però di Mosic, con l'attacco di Gabi Garcia. Mosic che invece ci mette nel primo set, vediamo se farà allo stesso modo anche in questo secondo set. Verso Lavia che però gestisce bene. Sbertoli, Micheletto in attacco, una sentenza, punti al set di Trento. Bene in ricezione Verona, attacco, palla dentro il muro da parte di Trento, da un muro con il pallone che verrà messo in gioco da Konstantin Abaev. Si parte, ricezione di Laurenzano, il primo tempo di Barta, sortire gli effetti sperati, cambio di Rado Stoicev, Spirito verso Lavia che però gestisce bene. Sbertoli, attacco in primo tempo da parte di Flavio, con un pallone molto importante per l'Itas Trentino. Lavia verso Mosic che riceve bene Abaev, verso Sani, una schiacciatona quasi nei 3 metri. Abaev, tutta la concentrazione del palleggiatore russo. Abaev forte verso Laurenzano, Sbertoli verso Micheletto, la palla è out, però forse c'è un tocco, difatti il punto viene concesso a Trento. Non c'è richiesta di video check, vince Trento.